La biopsia liquida rappresenta una nuova modalità di studio di una neoplasia, è una delle tante novità presentate qui al 25° congresso AIOM. Abbiamo appunto delle novità che sono legate alla indicazione di tumore della mammella metastatico che ha fatto terapia estrogeno positivo e recettore R2 negativo. In questo sottogruppo di pazienti abbiamo visto che c'è un'indicazione della biopsia frontline plasma first, cioè non più come un approccio di tipo complementare, ma un approccio di tipo diretto, in quanto le pazienti che presentano una specifica mutazione ESR1, estrogen receptor 1, queste pazienti praticamente possono beneficiare, sono presenti queste mutazioni nel 40 al 50% dei casi, possono beneficiare di una terapia specifica, il farmaco si chiama Elacestran e in questo caso c'è un beneficio in termini di progression free survival e quindi è una nuova indicazione alla biopsia liquida. Già le indicazioni e le raccomandazioni ESMO hanno inserito questo tipo di indicazione. ESMO, in particolare AIOM, sono io il coordinatore del gruppo di studio sulla biopsia liquida, stiamo aggiornando queste indicazioni e nel gruppo di studio abbiamo anche inserito il professor Christian Rolfo, è stato un mio dottorando, ora dirige al Mount Sinai di New York ed è presidente internazionale della biopsia liquida. L'abbiamo inserito in questo gruppo e penso che nell'arco dei prossimi mesi usciranno queste nuove indicazioni, in particolare anche queste specifiche sul tumore della mammella.